Eccoci ragazzi, scusate un attimo per l'interruzione, non preoccupatevi. Allora, in pratica c'è stato un compleanno di un amico e che è successo? Sembra che tutti parlino di una festa di compleanno ed Eren non è stata invitata. Vediamo quello che dobbiamo fare. È una cosa senza senso. Devo chiedere a lui o lasciare perdere. Chiediamo, vediamo quello che succede. A quanto pare la festa non era per l'amico di Ellen, ma solo uno spettacolo in TV. Ellen si sente un po' sciocca, ma almeno abbiamo tentato, non ci sono problemi, tranquilli. Allora, che succede, amica mia? Ti stai divertendo, Masterchef Italia? Vediamo un po'. Uele. Ehi, glielo dico a Edward, eh? Finalmente, applicazione completata per i cellulari. Allora, come la chiamiamo? La chiamiamo... Vediamo un po'. Vediamo un po'. Come la possiamo chiamare, ragazzi? Fatemi pensare. La chiamiamo... non saprei. Vediamo... Un'applicazione per i cellulari che abbia a che fare con i giochi. Chiamiamola iGame. Così. Tanto per... 1000. Quanto abbiamo guadagnato? Considerata la carriera di Edward, un investitore gli ha dato un bonus di avvio di 408. Wow! Edward, come siamo? Vediamo un po', tra poco ce ne andiamo anche al lavoro. Perfetto, questi soldi sono fantastici. Vai a riparare un po' tutto qua dentro, che c'è il bagno, che è in pratica una vasca enorme, un recipiente pieno d'acqua, le cascate del Niagara in pratica. Riceviamo i diritti d'autore su Ossi di Seppi e Spedizione Perduta, e anche per quanto riguarda l'applicazione iGame. Andiamo sopra. Allora, facciamo questo cambio, ragazzi. Quindi abbiamo detto, il letto lo trasferiamo al piano di sopra. Qui, ragazzi, un attimino cambiamenti importanti, perché sennò poi diventa anche tutto un po' monotono. Ehi, maledizione, non prendere in giro. Olè. Qui portiamo il cassettone, lo facciamo salire da qualche operaio bello robusto. Perfetto. Qua che bello, con una mano salire tutte queste cose, farle nella realtà davvero è una cosa impensabile. Portiamo anche questo. Maledizione, io che sono troppo frettoloso. Piano piano, e con la calma si ottiene tutto. Il tappeto. Ok, anzi il tappeto lo mettiamo nel corridoio qui. Perfetto. La lampada la vendiamo perché non mi piace. Questo lo portiamo qua per lo studio. Perfetto. Il pianoforte adesso vediamo che cosa farne. Saliamo di nuovo sopra. Allora, vediamo. Compriamo tutte queste lampade che sono bellissime. Dove erano? I muri. Queste lampade. Quindi per esempio 1 e 2. Qua nella stanza principale io metterei per esempio, ecco qua un'altra lampadina all'altezza dell'altra, così bassa. Qui metterei delle altre lampade, per esempio per l'illuminazione magari di una stanza da letto. Vediamo un po'. Ecco, queste sembrano fighe. O addirittura queste. No, troppo costano, 140. Vediamo un po'. Qualcosa sempre di antico, sul classico. Ecco, queste già... Prima sarebbe meglio, ragazzi, dipingere i muri. Ecco, qualcosa che abbia a che fare con il marrone. Vediamo un po' il mio design fino a che punto arriva. Muri. Dov'era la sezione per dipingere? Eccoli qua. Vediamo di mettere un po' di pannelli, se è possibile. No, questo non mi piace. Colore invece, che colori ci sono? Marroncino con l'azzurro. Vediamo se ci sta. Vediamo questo con il blu. No. Questo neanche. Forse questo qui. No, che cos'è questo? Forse per questa zona. Oppure, ragazzi, scusatemi, ma qua ci starò un po' a scegliere, perché devo essere sicuro e certo. Così non va. Vediamo un po' qua dentro cosa c'è. Rosso, no, voglio colori accesi, come per esempio il bianco. Marcia dei pinguini. Ecco, questa è bella per la camera dei bambini, eh? Vediamo com'è. Aspettate, facciamo per stanza, dai. Perfetto. Perfetto. Ecco, già è soddisfacente per la camera dei bambini. Mentre per la nostra camera possiamo scegliere un colore un pochettino diverso, un po' più serio, un po' più sobrio. Vediamo un po'. Scegliamo questo. Che bello questo, ragazzi. Guardate che figo. Anche per il corridoio. Guardate che bello. Con queste luci, splendido. Vediamo di aggiungere delle luci diverse per il corridoio. Vediamo un po'. Ecco, che luce ci potrebbe stare? Tipo questa. Ecco, tipo queste. Guardate che sono belle. 1, 2, 3, 4,
5, 6. No. Ok. Così ragazzi abbiamo una stanza bella illuminata. Prendiamo un po' di questo e creiamo un'unica zona. Bellissimo lavoro. Splendido. Qui direbbe Sherlock Holmes: eccellente Watson. Perfetto, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Una prima zona è stata completata con i nostri grandi soldoni. Quindi adesso avremo l'opportunità di dormire al piano di sopra, in questa zona ben ammobiliata, ben arredata e sicuramente realizzata con ottimo gusto da uno splendido designer alle prime armi. Quindi forse qua dovremmo cambiare le candeline, vedremo un pochettino, magari l'illuminazione la cambieremo. Comunque una stanza un pochettino più sobria, una stanza un pochettino più come dire, alla moda. Il corridoio è stato completato. In questa zona creeremo una zona relax, abbiamo detto. Vediamo un po'. Io metterei piuttosto, eliminerei ragazzi questo muro qui. Così guardate un po' quello che mi è venuto in mente. Eliminerei questo muro principale. Perfetto. E creerei qui un bagno e qua un arco enorme. Quindi creerei una cosa del genere, tipo una porta strafiga, tipo, eccoci qua, una cosa di questo genere. E qui metterei appunto un bagno al quale l'accesso è solo garantito da questa porta. Quindi questa porta la mandiamo a farsi benedire. E qua dentro creerei un bagno vero e proprio, tipo per esempio lo facciamo dopo ragazzi con i prossimi soldi. Per adesso va bene così. La casa sta assumendo già una forma. Stiamo scolpendo nel marmo il nostro fantastico David. Eccolo qui. Qui abbiamo finalmente tutto. Io comprerei anche un secondo computer, se abbiamo l'opportunità. Va bene, adesso con i prossimi soldi non c'è fretta. Allora, vediamo un po'. Edward, che stai combinando? Dove sei? Ah, ripara quello che devi. Mi sembra che poi te ne devi andare al lavoro. Vai al lavoro che è meglio. Non ti fare cacciare, è ora di andare al lavoro. Perfetto. Andiamo. Lavora sodo. Ragazza mia, vedi di scrivere qualche altra cosa. Per esempio scrivi un libro di genere, un altro saggio. Basta. Allora, vediamo di chiamarlo. Vediamo un po'. Qualcosa tipo di genere antico. Rinascimento e barocco. Va bene. È un libro di saggistica riguardante opinioni dirette sul mondo antico italiano. Sì, ed è europeo. Allora, in pratica è un libro di saggistica riguardante opinioni dirette sul mondo antico italiano ed europeo. Perfetto. Quindi Rinascimento e Barocco, un nuovo libro della nostra grande scrittrice alle prime armi. Ci ritroviamo al livello 5 di scrittura, non male, però dobbiamo ancora migliorare. Cosa c'è qui? Racconta una storia incredibile. Va bene, vediamo un po'. Velocizziamo un po' tutto. Voglio vedere Edward appena torna da lavoro quello che combina. Intanto abbiamo pagato le tasse. Qui cosa c'è? Vediamo un po'. Più che pagato le tasse, abbiamo pagato le nostre bollette della luce, dell'acqua, del gas, della benzina, di tutto ragazzi. Vediamo un po', stiamo per raggiungere il prossimo livello di scrittura, come potete ben notare dalla nostra barra quasi piena. Perfetto. Qui abbiamo ragazzi la porta chiusa, grazie a Dio, perché c'è in pratica il lago Michigan, una diga che sta per distruggere la porta. Intanto siamo arrivati, siamo ovviamente stanchi. Vediamo un po'. Infatti adesso ce ne andiamo al piano di sopra e ci facciamo una bella dormita nei nostri lettini. Ragazzo, no, vai a farti una dormita come si deve. Invece di dormire sopra le lenzuola, entra sotto le lenzuola e stai bello al calduccio. Anche se io qui sto morendo di caldo, ragazzi, però questo è un dettaglio. Vediamo un po' qua sotto. Ok, dipingeremo ragazzi gli esterni, non vi preoccupate. Riponi Edward appena torni. Vediamo come sta andando. Dove sei? Ehi, di già che dormi? Va bene, facciamoci una dormita come si deve. Edward adesso ragazzi inizia a guadagnare finalmente tanto. Inizia... Cosa succede? Perché non puoi raccogliere? È troppo teso? Va bene. Va bene. Ci prendiamo un caffeino adesso. Un piccolo caffeino. E dopo ci facciamo una partita al computer. Ok. Con questi soldi buttiamo il cibo avariato. Anzi, glielo facciamo buttare a nostra moglie. Con questi soldi ragazzi vediamo di investire un po' al piano di sopra. Vediamo quello che possiamo fare. Allora, abbiamo detto il bagno stratosferico, quindi sotto. Vediamo di eliminare questa roba. Perfetto. No, prima aggiustiamo e poi eliminiamo. Quindi
intanto vediamo di fare qualcosa qua su. Andiamo nella sezione del bagno, compriamo innanzitutto delle luci, così vediamo quello che stiamo facendo. Io metterei delle luci semplici, tipo queste. Eccole qua. Queste qui, no. Queste non mi piacciono. Queste, no. Queste qui, no. Mettiamo 180 troppo. 105, queste. 1, 2, 3 e 4. Va bene ragazzi? Tranquillo. Forse è un pochettino storta quest'ultima. Come si fa? Va bene, credo che possano bastare, dai. Sì, possono bastare tranquillamente. Allora, aggiungiamo qualcosa di interessante. Per esempio, vescica, affidabilità 5, tutti 5. Ecco, addirittura scomodo. Vediamo di metterne uno carino. Ecco, per esempio questo qua. Servizi, 580. Ecco, no, non mi piace. Ecco, questo è più carino. Mettiamo anche una bella vasca, immergitore insigne o addirittura una doccia. No, per la doccia voglio comprare, ragazzi, tutto per bene. Vediamo di aggiungere intanto un bello specchio. Proprio, ecco, questo addirittura no, stile antico no, vediamo di mettere qualcosa più moderna. Ecco, già questo può essere interessante. O questo, meglio ancora. E dopo con i prossimi soldi vedremo. Aggiungiamo intanto un bel tappeto. No, questo è davvero troppo esagerato. Ecco, questo va bene. Per il corridoio vediamo di aggiungere un altro tappetone. Per esempio questo, che sembra abbastanza figo. Ok. E poi le finestre le aggiungeremo più avanti. Qualche bella piantina. Vediamo un po'. Un cactus. No, un cactus no, dai. La serra di piante di ficus. Eccola qua. Una qui. No. Un'altra qui. E una qui. Perfetto, allora, vediamo di ritornare al piano di sotto. Velocizziamo tutto. Ragazzi, ci stiamo proprio divertendo al massimo con questo nuovo The Sims. Sono felicissimo di averlo acquistato. Per quanto riguarda la mia opinione, dopo già una settimana che lo sto giocando, sono molto felice del mio acquisto. È cambiato notevolmente dal The Sims 3. Una bella telefonatina. Intanto risponderemo più avanti. Amico mio, bevi il tuo caffè tranquillamente. Stiamo recuperando punti energia. Sì, credo di sì. Ok, che cosa succede? Perché non vuoi giocare? Gioca, tranquillo, poi ti fai una bella dormita. Allora, $1. Attenzione ragazzi che non possiamo comprare neanche da mangiare. Allora, appena finiamo di giocare, riporremo questo. Perché non lo possiamo riporre? Anzi, ripuliamo, è meglio. Dopo andiamo a farci una bella dormita. Allora, la nostra mogliettina mi sa che è pronta. Vedrà lei stessa di collaudare col suo bel sederino questo bel bagnetto. Ok, vediamo un po'. Dopo scenderemo al piano di sotto e ci faremo una bella colazione. Allora, fai un pasto veloce, un po' di yogurt, perché non abbiamo neanche i soldi per comprarci da mangiare. E dopo vediamo un po', magari ci possiamo andare a fare una bella partita al computer, oppure possiamo scrivere qualcosa. Hai scritto il tuo ultimo libro? Vediamo un po'. Sergi a scrivere una lettera d'amore, una nota di esonero. Quale uso migliore delle tue documenti e capacità di scrittura, se non convincere sfortunate cariche autoritarie e esonerare i sim dalle loro responsabilità. No, scriviamo una sceneggiatura. Ok, la chiamiamo ragazzi il gioco delle parti. Mamma mia, le sto scegliendo tutte proprio. Il gioco delle parti. Una sceneggiatura riguardante una comunità. Vediamo un po', una comunità di paese. Perfetto, è una sceneggiatura riguardante una comunità di paese. Facciamo 2 punti. Allora, vediamo se mi ricordo i nomi precisi. Non me li ricordo, aspettate. Leone Gala, eccolo qua. Leone Gala, moglie e amante. Sceneggiatura avvincente riguardante lo scontro indiretto tra... No, non posso scrivere più. Va bene, sceneggiatura avvincente riguardante diverse peripezie. Con diverse peripezie magari. Sceneggiatura avvincente colma di colpi di scena. Bene ragazzi, allora il gioco delle parti è una sceneggiatura riguardante una comunità di paese, Leone Gala, moglie e amante, sceneggiatura avvincente, colma di colpi di scena. Perfetto, andiamo. Scriviamola,
Dopo la pubblicheremo. Intanto abbiamo finito anche un altro bel libro. Qua ci sono $80 di rifiuti. Le bollette, cosa sono queste? No, non sono bollette. Vediamo un po'. Non lo so cosa sono. Rinascimento e barocco, un libro di saggistica. Lo venderemo tra poco. Pubblica per conto tuo. Sì, questo lo pubblichiamo per conto nostro. Intanto cerca di scrivere. Voi ragazzi cosa state facendo? Ah, ancora, ma è un lago questa casa. Ma dai, compiti delle elementari. Fai i tuoi compiti. Anche tu, amico mio, vai in bagno prima e dopo fai i tuoi compiti. Perfetto. Edward, come siamo noi? Che hai ricevuto? Che cos'è questo? Ah, la tazza per il caffè. Va bene, allora tu Edward appena ti alzi adesso vai a riparare tutto, perché davvero sembra un fiume in piena questa casa. Fatti la tua bella dormita. Perfetto. Vediamo nostra moglie. Eccola qua, la sua bella sceneggiatura. Però ragazzi, che è successo? Stefania ha finito di scrivere un libro intero che verrà aggiunto al suo inventario. In futuro potrà pubblicarlo, leggere e così via. Una cosa che non mi piace di questo The Sims 4 è il tempo della scrittura dei libri. Allora, una volta per scrivere un libro ci volevano 2-3 giorni, adesso un paio d'ore. È davvero una cosa sbagliata, perché sicuramente ha pubblicato un libro per conto proprio, non guadagnerà quel che riceve da un editore con i diritti, ma ogni giorno percepirà una piccola somma. Ok. È disponibile al pubblico, perfetto. Quello che vi dicevo ragazzi, sicuramente non è una cosa che mi piace, perché ci voleva davvero tanto tempo nei vecchi The Sims per pubblicare un libro. Adesso è così, ci vogliono 6-7 ore ed è una cosa sgradevole, perché un libro sicuramente è qualcosa di grosso, non viene pubblicato e scritto in un paio d'ore. Quindi non lo so, è un po' una cosa che lascia pensare. Vediamo un po', nostra figlia. Che succede? Vediamo un po'. Ah, ok, ci siamo. Vedi di buttare tutto questo. Come siamo, Edward? Tutto a posto? Vedi di riparare qui e di riparare anche qui. Ok, vai. Vediamo che succede. Perfetto. Ah, te la stai facendo addosso? Vacci, dai. No, ok, te lo meriti, perché prima non hai fatto andare in bagno a tua figlia. Ok, vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi, asciughiamo un po' tutto. Buttiamo tutto via. Avanti, asciughiamo. Perfetto. Ok ragazzi, tra poco dovrete andare a scuola. Vedi di pulire tutto, Edward, mi raccomando. Ok, getta tutta questa robaccia. Perfetto. Ok ragazzi, andate a scuola. Vediamo un po'. Nostra moglie, eccola qua. Allora, basta suonare. Vedi di preparare per colazione un po' di uova e toast. E dopo vedi di scrivere un altro bel libro. Allora Edward, come siamo? Tutto a posto? Anche tu stai preparando qualcosa? Vabbè, lo stava servendo lei. Vabbè, tra poco dovrei andare al lavoro, quindi è meglio farci una bella doccia rapida. Eccoci qua. Avanti, lascia perdere tutto. Che è quella Mel? Ma che cos'è? Muco verde? Mamma mia. Ok. Allora, compito incompiuto. Quando Leonardo arriva in aula si ricorda che oggi aveva un lavoro da consegnare, uno per cui avrebbe dovuto iniziare a studiare settimane fa. Poi nota le pila di fogli che sta crescendo sulla cattedra dell'insegnante. Tutto quel che gli serve è uno di essi per pochi minuti. Deve cercare di copiare il lavoro di un compagno, confessare la verità. Io copierei da un compagno. Allora, adesso leggiamo quello che è successo. Intanto Edward si è fatto la doccia, vattene al lavoro, poi mangi. Ok, allora l'insegnante di Leonardo, vediamo un pochettino, è impegnato a scrivere sulla lavagna. Dopo essersi infilato il foglio superiore sotto la maglia, Leonardo annuncia che deve andare in bagno. Dopo alcuni minuti e diversi cambiamenti di parole, ha nello zaino una copia piuttosto convincente e è riuscito a completare tutto con un po' di malizia. Allora, abbiamo ricevuto 169 del gioco delle parti, grande opera di sceneggiatura. Il barocco, spedizione perduta e ossi di seppia. Quindi ragazzi, guardate un pochettino quanto abbiamo guadagnato. Perfetto, Edward si trova al lavoro per adesso. Io vedrei un po' di cambiare questa vecchia cucina. Vediamo di eliminarla e di comprarne una nuova, più affidabile. Eccola qua. Adesso ragazzi tranquilli, appena incasseremo il nuovo stipendio vediamo quello che possiamo comprare. Qui c'è una cappa di cucina. Costano tanto le cucine, mamma mia. Ok, velocità aumentata. Gli suona il telefonino. Sì, possiamo parlare, dai. Eccoli qua, i nostri ragazzoni finalmente a casa. Fate il tuo bel bagnetto. Chi è questa? Oh, è arrivata Roberta Conti, della nuova, come dire, della nuova casetta accanto a noi. Visto che ci siamo, facciamoci una bella dormita e recuperiamo le forze. Anche tu, amico mio. Vedi di mangiare un pochettino qualcosa, un bello yogurt, e dopo magari te ne vai a letto. Allora, Edward, vediamo quello che stai combinando. Hai ricevuto i tuoi soldi, con questi 1.500 comprerai una nuova cucina a tua moglie. Vediamo quello che c'è. Compriamo sempre la stessa. Maledizione, non c'è altro.
E caspita, vediamo un po'. Cosa possiamo fare? Ambiente. Niente, mi sa che dobbiamo comprare per forza quella di prima. O almeno compriamo il fornello gnam gnam. E dopo, ragazzi, ci miglioreremo magari più avanti. Per adesso lasciamo perdere. Allora, Edward, cosa stai facendo? Ah, vai a innaffiare le piante. Perfetto, che è meglio. Innaffia tutto. Ok, vedi di far recuperare un po'. Andiamo di piantare anche queste belle pianticelle. Ok, ci siamo. Oh, perfetto. Intanto ripuliamo questa zona. Ma lei che vuole? Mi ha rotto il computer. Complimenti, mi ha rotto il computer. Presentazione scortese. Adesso le faccio vedere io. Mi ha rotto il computer. Dove sei, Edward? Lascia perdere. Ti ha rotto il computer. Ti ha rotto il computer. Il tuo tesoro. Il tuo santuario. Il tuo santuario. Urla. Urlagli contro. Basta parlare. Mi hai rotto il computer. Io ti urlo contro. Mi sfogo con te. Ti schernisco. Ti urlo. Dai, amico mio, insulta. Dove sei? Vieni qua. Mi hai rotto il computer. Ti meriti di essere insultata. Ti meriti di essere insultata. Sì, sei come un granchio. Peggio di un granchio. Deridi. Perfetto. Davvero, sei pessima nel tuo ambito lavorativo. E soprattutto lancia una bevanda. Dai, Edward. Mi hai distrutto il computer. Guarda che era bellino. Me l'hai fatto a pezzi. Sei venuta qui senza invito, senza niente, a distruggere la calma. Che fa? Mamma mia, avete visto, ragazzi? Mamma mia. Sì, adesso ti faccio vedere io. Insulta che tua mamma sia un lama. Tua mamma è un lama. Sì, è un lama. E i lama sono brutti. Dove sei? Eccoti qua. Respingi. E poi, vediamo un po'. Malizia. Inganna dando la scossa con la mano. Perfetto. Proviamo anche lotta. Mamma mia, Rocky Marciano. Pronto, dai. Vediamo un po' quello che puoi fare. No, ce la siamo sparata noi, ragazzi. Eccoci qua, combatti. Vieni qua. 1 contro 1. Allora, la sua prima lotta contro Roberta Conti per averci distrutto il computer. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Avanti. Vediamo un po' quello che succede. Dai, Edward, dai che ce la fai. Un bel gancio. Al corpo. Al corpo. Al corpo. Adesso vattene via. Si odiano, eh? Fiducioso, eh? Trionfante in una bella lotta. Ma che chiacchiera con Roberta? Mandala via, ti ha distrutto un computer, via. Ho capito che devi andare in bagno, adesso vai. Fai la pipì come un campione. Poi prenditi un po' di... non c'è nulla. Ci prendiamo un po' di cereali. Anzi, quali cereali? Ci prendiamo qualcosa di più pompante, delle patatine. E dopo ce ne andiamo al computer a ripararlo. Guardate quanto costa, 500, mamma mia. Nostra moglie, noi la possiamo vedere che va in bagno, va bene. Ok. I nostri figli dormono, tranquilli. Ok, un po' tesa. 1800. Con questi soldi io comprerei, ragazzi, un altro computer, visto che ci siamo. Mi serve un altro computer. Eccolo qua. Dov'era? Eccolo qui, un nuovo computer portatile. No, mi serve un computer proprio portatile. Vediamo un po'. Sì. Dobbiamo comprare un nuovo computer. Quindi mettiamo una nuova scrivania, per esempio, qua dietro. Una scrivania del genere. Anzi, questa, che è poco costosa. In formato marrone. Bene. Una sedia identica. E il computer. Eccolo qua. Andiamo nella sezione adatta. Eccolo qui, un computer identico al nostro per lavorare ai nostri libri. Quindi ci siamo, amica mia, fiduciosa. Vedi di scrivere un nuovo libro. Un libro giocoso, perfetto, un libro giocoso è fantastico. Edward, hai riparato? Ok. Un libro giocoso, i grandi reati con sottaceti. No, lo chiamiamo... Vediamo un pochettino. I grandi reati... Vediamolo un pochettino. Le avventure di Sir Tommy. È un libro giocoso. Bene. Allora, butta tutto questo. Anzi, trova dei componenti e poi vattene a letto, che è abbastanza tardi. Vai.
i nostri ragazzi già pronti. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo arrivati già a un buon momento della nostra carriera. Edward potete vedere che già è arrivato quasi a guadagnare $250. Solo che adesso siamo un po' impegnati con il nostro lavoro, con tutti i nostri impegni. Ecco, vediamo di ripulire un po' tutto questo. Ispirata. Bene, vai un pochettino a sperimentare qualcosa. Tu ragazzo mio, dopo aver preso un po' di yogurt, creerai qualcosa di interessante. Che è successo? Stefania ha scritto il suo nuovo libro, ma adesso è il momento di andare a letto. Un libro intero verrà aggiunto e lo potrà sicuramente pubblicare. Ok, mamma mia, qua dentro cosa... Guardate quello che c'è ragazzi, davvero la fossa delle Marianne. Vendiamo un editore. Ok, appena ci alziamo vediamo di venderlo. Ok, ho capito. Che cosa succede? Cosa c'è qui? Nuovo romanzo. Siamo stanchi, ho capito. È meglio andare a dormire. Ci siamo? Ok. Guadagnerà tra poco dei diritti d'autore. Come vi dicevo ragazzi, siamo arrivati al termine del nostro gameplay. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Mi raccomando, fatemi sapere le vostre opinioni sui 2 annunci che vi ho citato in precedenza, che sono molto importanti. Intanto ci becchiamo alla prossima avventura. Stiamo continuando alla grande, stiamo migliorando. Finalmente il piano di sopra è disponibile. La zona palestra la creeremo qui, ho deciso. Poi vedremo anche cosa fare. Magari il pianoforte lo portiamo sopra. Comunque ragazzi, ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.